Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di ravioli cinesi, ma in generale parliamo di ravioli, un piatto molto amato dagli italiani. Diciamo che l'Italia è specializzata in ravioli, a tal punto che molti italiani pensano che i ravioli siano un piatto tipicamente italiano, ma per esempio i cinesi la pensano allo stesso modo. Per i cinesi i ravioli sono esclusivamente cinesi. In realtà i ravioli, ovvero il concetto di avere un ripieno dentro a della pasta, è comune anche in altri paesi, non solamente in Italia o in Cina. Ma il punto è, perché oggi improvvisamente, mentre sono in metropolitana, voglio parlare di ravioli? Perché praticamente ho trovato ravioli cinesi alla siciliana. Non so se è vero, però andiamo a vedere. Comunque sia, c'è un freddo della Madonna, la mano mi sta per cadere, ci sono meno 20 gradi in questo momento, terribile. Ragazzi, purtroppo per motivi, ero fuori di testa, ho cancellato le clip della Insta 360 mentre entravo nel piccolo localino. Ci saranno delle piccole clip, però purtroppo questa parte di video è andata persa, anche se la parte clou è l'assaggio, mi dispiace. Ci fumavo. Roma. Tu是我的吗？还好吧，我要卖一下。Missione compiuta. Ravioli cinesi alla siciliana o alla salsa siciliana appena comprati, e mentre qua carne arrostuta per strada. E sto andando in un ristorante italiano che chi mi segue da tanto tempo saprà benissimo di quale ristorante italiano sto parlando, e penso che assaggerò questi ravioli con i miei amici. Cioè, penso che mi guarderanno mangiare questi ravioli, perché scommetto che non abbiano voglia di assaggiarli. Ma che bellissimo barbiere, che bellissima parrucchieria, guardate. Ragazzi, non so se si vede, ma c'è il bambino al guinzaglio. E niente, mentre la mia barba sta per congelarsi definitivamente, perché non so come riesca a resistere, ma ci sono meno 20 gradi, ci vediamo tra pochissimo. Sono ancora da solo, quindi apro il pacchettino. Qui c'è tipo la confezione con aceto, salsa di soia e roba piccante, set di bacchette e cucchiaio. E qui abbiamo il colpevole, che poi era un piccolo localetto, diciamo un piccolo ristorantino takeaway. Cioè questi qua lavorano solamente da asporto e a domicilio, quindi sono rimasto un po' deluso, devo dire la verità. Non mi aspetto molto da questa roba qui, perché sono dei normalissimi ravioli bolliti con sopra una salsa italiana, e proprio per questo si chiamano ravioli alla salsa siciliana. Apriamo. Allora, si presentano così. Io ho aggiunto un po' di aglio perché avevo paura e ho ancora paura del sapore. È proprio una di quelle salse chimiche che vendono qui online per fare la pasta. Costerà pochissimo e il risultato è sempre patetico. Cioè, il peggior sugo pronto che trovate in Italia è 100 volte meglio di sta roba qua. Ecco una inquadratura un po' più emozionante con il flash. Ora dovrò mescolare tutto, per dare l'effetto finale. Si vede? Sì, si vede. Ah, ma devo fare io il video, non quella roba lì. Già iniziato, no?
Che merda è? Dai, facciamo veloce così, lo faccio assaggiare poi a Fabrizio. No, da qui, dall'altro va bene. Aspetta un secondo. Come stai? Aspetta, non mischiare. Allora, do una mescolata, è anche arrivato Umberto. No, sono tutti appiccicati, assaggiamo. Questi qua sono ravioli cinesi alla siciliana. Ok. C'è scritto su Meituan. Ok. Quindi assaggio. C'è un pezzettino di grasso. Vuoi assaggiare? Senti il sapore italiano, siciliano. Dimmi come sono. Mi dire che ti piace? Anzi, Ne assaggio un altro, no, questo qua è bello potente. è un po' piccante alla fine. Mi aspettavo peggio, ma la salsa fa schifo. Ma il problema sono i ravioli, che sono surgelati. Ma non quelli surgelati fatti a casa, poi messi in freezer, no, sono quelli proprio comprati al discount, surgelati, un pacco di 50 ravioli, €1, che è una cosa indicibile. Ora aspettiamo il grande degustatore e finiamo il video così perché già sto imbarazzando i miei commensali. A Pechino un bicchiere di birra 60 yuan. Sono dei ladri, benissimo. Assaggia. No. Che, Com'era? che stai guardando? Sono con il cavolo. Troppo avanti. Sono con il cavolo cinese. Che cavolo. Assaggia, dimmi, non ti inquadro, ma dimmi cosa ne pensi, perché sono una porcheria immonda. All'inizio, Sugo all'italiana, si per chiama me, alla siciliana. all'inizio non è male, ma alla fine Potrebbe essere peggio, ma il problema è il raviolo, non è la salsa. La salsa proprio è da 8 yuan a Taobao. È mangiabile ma fa schifo. Questo è il mio All'inizio c'è riassunto. un gusto buono, poi c'è un retro gusto tipo amaro, Che viene dal cavolo del raviolo. ma molto amaro. Io non lo mangio più, basta, non mi rovino l'appetito. Scusate. Guarda, assaggio l'ultimo proprio per dirvi. Ma di siciliano c'è. per essere sicuro. Ciao Fabrizio, È arrivato. Come stai? viene bene tu? Ciao Fabrizio. Ciao, come stai? Bene. Sei ripreso? Posto? Sì, no, mi sono alzato alle 4 per... Sei veramente cinese per venire qui. No, perché devo fare il video per YouTube. Ma mi serviva lui. Questi qua sono ravioli alla siciliana. Ravioli cinesi alla siciliana. Però- Ciao ragazzi, adesso bene. Ok. provo i dumplings siciliani fatto In Cina. in Cina. Questa è una salsa siciliana, mi hanno detto. A me sono più buone che in Sicilia. Scusa, mangiano un altro. No. Ah, però tutti? Campari, Giulio Campari. Ho sempre Dove Campari. eri? Ho dimenticato in Arbil? Sono stato dai. Sì? 然后这土豆你得放一边儿。 Ma io voglio una che Sicily la fanzie. Visto che ho mangiato i ravioli alla siciliana, mangio il pollo alla siciliana in questo locale. Così chiudo il cerchio. Hai fatto la colazione della Sicilia? Cos'è il polo alla siciliana? È un buono, la faccio assaggiare poi. È un pollo alla siciliana. C'è il spettacolo, i giochi, ci sono... Non posso mettere giù il vino. Oh, va nell'acqua. 5 metri. Eh? 5 pensavo che metri. stava dicendo non posso aiutarti. Questo è il pollo alla siciliana. Allora, riassunto veloce dei ravioli. Dopo aver mangiato il pollo alla siciliana. 0. Cioè 0. E niente, se il video ti è piaciuto lascia un mi piace, iscriviti al canale, condividi il mio video. E sto morendo dal freddo, ciao! Un uomo solo che cammina per strada.
a meno 20 gradi. Terrificante.